direttore di Media Nord-Est, Luigi Baccialli, aggredito in centro da uno sconosciuto che accusava i suoi cani di aver fatto la pipì contro l'ingresso del palazzo quando è tornato indietro a pulire l'ira del residente che gli ha sbattuto la testa contro il muro. L'intervento della polizia che ha accompagnato Baccialli al pronto soccorso, il racconto del direttore: quell'uomo poteva spaccarmi la testa. Da Stefani ai sindaci decine di messaggi di solidarietà. Il 15enne è accusato di apologia del terrorismo mentre le indagini proseguono serrate. Il caso potrebbe arrivare in Parlamento presso la Commissione Infanzia e Adolescenza. Le mura del cimitero di Santa Bona Treviso imbrattate con scritte Novax, lo sconcerto e le lacrime dei parenti dei defunti, l'ira del comune, danni per 10.000 euro, i responsabili devono pagare. Emergenza freddo e posti letto, nuovo sit-in dei migranti pakistani questa mattina, stavolta davanti a Cassugana, l'appello di Conte a Caritas e Prefettura. Le feste all'insegna del maltempo e del gelo, pioggia tra Natale e Santo Stefano, poi temperature in picchiata, anche meno 7 gradi a Capodanno. Versamento inquinante nel canale Correggio a Monastier, l'allarme e l'intervento dei vigili del fuoco per limitare il danno. Il 31 dicembre torna il gran concerto di Capodanno a Treviso, il del Monaco ha già verso il tutto esaurito, per la prima volta sul palco del teatro il maestro Giovanni Costantini. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque, la cronaca in primo piano. Ripartiamo dalla notizia che abbiamo dato già nella nostra prima edizione, l'aggressione shock questa mattina in centro ai danni del nostro direttore, il direttore di Media Nord-Est, Luigi Baccialli, che ha rimediato un trauma cranico. Indaga la polizia la violenza da parte di un residente del centro per futili motivi. La cronaca nel primo servizio. Io ho sentito solo il tonfo e ho sentito un po' di gridare per la pipì, per la pipì del cane. Era una puzzetta così, poteva essere la goccia della grondaia. È stata una reazione abbastanza pesante. Sì, secondo me sì. Prima il richiamo per un futile motivo, poi l'aggressione fisica ingiustificata quanto sorprendente. Vittima il direttore di Media Nord-Est, Luigi Baccialli, mentre si trova a passeggio con le sue 2 cagnoline in via Cornarotta a Treviso. Una consuetudine questa prima di raggiungere gli studi televisivi di San Biagio di Callalta e iniziare la lunga giornata in redazione. Sono circa le 9 quando Baccialli viene raggiunto da un uomo in bici che si lamenta del fatto che una delle 2 cagnoline ha appena urinato sul muro della palazzina in cui abita. C'è chi assiste a parte della scena e conferma di aver visto il direttore tornare indietro. Lo ha visto, gli è andato dietro, lo ha preso lì di fronte alla grotta. Il signore è tornato indietro, tant'è che aveva la bottiglietta di acqua e lui non si era accorto. Baccialli quindi estrae la bottiglietta dell'acqua per ripulire, ma è in questo momento che l'uomo gli dice: ma cosa stai facendo? E dalle parole si passa alle mani. Afferrato per la testa, il direttore viene sbattuto contro il muro con violenza. È lui stesso a raccontarcelo in alcuni messaggi via cellulare. Poteva spaccarmi la testa, dice Baccialli, che però non si sente di aggiungere altro, ancora frastornato. Fatto sta che a soccorrere il direttore è una pattuglia della polizia. Si sono fermati 2 poliziotti che li hanno un po' separati. Basta, no? Io non ho solo sentito un tonfo, probabilmente abbattuto sul portone. Sono gli stessi poliziotti a portare Baccialli in pronto soccorso, dove gli viene riscontrato un trauma cranico fortunatamente di lieve entità. Sul posto si reca anche il sindaco. Al direttore Baccialli è un augurio di pronta guarigione. Insomma, l'episodio che è avvenuto è spiacevole per le modalità e anche per le motivazioni, insomma, assolutamente banali, quindi un episodio ingiustificato che deve essere, ovviamente adesso deve avere delle conseguenze per l'autore, perché insomma, sono comportamenti che in alcun modo non devono essere giustificati. La violenza deve essere sempre condannata e quindi insomma spero che ci sia la denuncia e il responsabile si assuma le proprie responsabilità. Ovviamente una notizia, quella che abbiamo dato già nella nostra prima edizione, che ha portato a decine e decine di messaggi di solidarietà per il direttore. Un episodio inaccettabile da condannare senza esitazioni. Non è possibile essere aggrediti con quella violenza in pieno centro città, per giunta per un motivo futile, e finire in ospedale. Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, è tra i primi a esprimere solidarietà a Luigi Baccialli dopo l'aggressione subita in via Cornarotta, nel capoluogo della Marca, da parte di un uomo residente in zona che in queste ore si sarebbe rivolto al suo avvocato, pronto a fornire una diversa ricostruzione dei fatti. Un caso che ha innescato
un coro di condanne bipartisan. Per Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale, episodi come questo non vanno tollerati. Vicinanza anche da Andrea Martella con il Partito Democratico del Veneto. Può capitare a qualsiasi donna, qualsiasi anziana in pieno giorno che viene aggredita, non è la prima volta e questo ci fa molta paura. A me fa molta paura perché io cammino molto spesso in città da sola. Comunque auguri al direttore. Ribadisce l'impegno per la sicurezza e il rispetto della legalità il capogruppo di Fratelli d'Italia Casugana Guido Bertolazzi. Atto assurdo per Europa Verde AVS ed è netta anche la condanna della Camera del Lavoro, un attacco non solo a un singolo individuo ma alla nostra comunità. È fondamentale che tutti noi ci uniamo per difendere i valori di rispetto e civiltà che devono guidare le nostre interazioni quotidiane. Le parole della segretaria generale della CGIL trevigiana Sara Pasqualin. A Baccialli l'augurio di pronta guarigione anche da parte del sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco, perché possa tornare al più presto al suo lavoro con la serietà sempre dimostrata. Sulla falsariga i sindaci di Venezia Luigi Brugnaro e di Chioggia Mauro Armelao. E c'è anche la nota di ordine sindacato dei giornalisti. Ogni forma di violenza, tanto più se scaturita da motivi futili, è inaccettabile e rappresenta un segnale preoccupante del clima di tensione che attraversa la società. E non poteva mancare la solidarietà piena delle redazioni del gruppo Media Nord-Est espressa attraverso il proprio CDR. Chiaro che la questione pone svariati interrogativi di tipo sociale. Dimostra chiaramente come ci sia un rancore da parte di alcuni soggetti che vengono definiti dei più squilibrati, ma io penso sia un modus operandi che oggi esiste nella società. Aggredire l'altro non come forma di difesa di se stesso, ma aggredire l'altro perché l'altro rappresenta qualcosa, prima le istituzioni, poi i ruoli e ora anche al direttore Baccialli. Una cosa imperdonabile, ma soprattutto che rappresenta un rancore, a mio avviso, che esiste alle spalle di alcuni soggetti in questa società. Questa è la vera minaccia nei confronti della stabilità sociale. E adesso il caso del quindicenne accusato di apologia del terrorismo, mentre le indagini proseguono serrate, l'abbiamo detto fin dal primo giorno, sono indagini che potrebbero allargarsi con novità. Il dossier, il caso potrebbe arrivare in Parlamento presso la Commissione Infanzia e Adolescenza. Certo, anche in commissione adesso dobbiamo votare, infatti fino all'ultimo dell'anno sarò a Roma per il bilancio, ma quando riprenderemo i lavori e quindi avrò anche una relazione scritta sulla quale mi potrò basare, sarà mio dovere proprio cercare di approfondire la situazione nella quale nostro malgrado ci troviamo. Approderà in Parlamento la vicenda del quindicenne residente nella zona del Coneglianese, ora nel carcere minorile a Santabona per apologia del terrorismo con matrice suprematista di estrema destra. Vista la gravità delle accuse, il nodo non è solo giuridico-legale, lo sa bene la deputata opitergina Marina Marchetto Aliprandi, componente della Commissione per l'infanzia e l'adolescenza. Qui potrebbe arrivare il dossier, gli obiettivi sono chiari. Riuscire a capire anche queste inquietudini da dove derivano, questa mancanza di dialogo, questa volontà di far del male. Ecco, senza dialogo esternare il proprio magari malessere nella lotta, nel far del male agli altri, ecco, una provocazione purtroppo disastrosa e disastrante per la collettività e per i ragazzi, io penso, che sono non il nostro futuro, sono il nostro presente. Chi conosce il quindicenne, giovane liceale, bravo a scuola, è allibito. Non c'erano segnali evidenti di tale radicalizzazione, solo una cosa sembra certa, ovvero che il ragazzo si stesse progressivamente isolando da amici e conoscenti. Spesso era visto solo in compagnia del suo cane, solitudine che forse ha agevolato le sue convinzioni e i suoi piani, compreso quello di assemblare in casa armi e ordigni, e questo in una spirale fatta di odio xenofobo e antisemita. L'indagine è delicatissima, se tacio i contatti social del ragazzo non si esclude una rete più diffusa. Sarà mia cura raccordarmi anche con la questore per capire maggiormente e cercare di arginare la situazione se c'è questa rete. Io auspico che in tempi brevissimi si riesca ad arrivare anche a capire la formazione, e non vorrei anche che ci fosse poi
estremizzazione mediatica, perché l'emulazione poi porta a disagi maggiori. Ecco, quindi da parte mia il massimo impegno per riuscire a capire a che punto, in che situazione ci troviamo. Allora, 2 operazioni che riguardano la lotta contro i crimini come furti e rapine. La prima è un'operazione della polizia che in località Sant'Angelo intorno alle 18 ha intercettato una Audi A4 abbinata secondo i sistemi di vigilanza a soggetti dediti alla commissione di reati. La volante ha intercettato dunque il veicolo che si dirigeva verso Silea. Ne è nato un inseguimento anche con il concorso di un equipaggio dell'Arma dei Carabinieri che si è concluso senza esito, perché poi l'Audi è riuscita a far perdere le tracce. Più tardi la vettura è stata recuperata in una strada parallela alla A27. Durante la fuga il mezzo ha provocato alcune lievi collisioni con altre automobili di passaggio, quindi una fuga che un inseguimento e una fuga che poteva avere anche conseguenze peggiori, ma fortunatamente non ci sono stati feriti, quindi un inseguimento a tutta velocità con dei predoni presunti che hanno poi abbandonato l'auto non senza aver urtato altre vetture durante questa fuga. E poi l'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Venezia, che hanno arrestato un 37enne italiano e un 31enne di etnia Sinti per una serie di episodi commessi tra dicembre 2022 e luglio 2023 tra le province di Venezia e Treviso. Ci sono altri 2 uomini denunciati di 55 e 51 anni, una banda violentissima, rapine seriali nei negozi e furti anche a bordo di auto, con l'utilizzo di armi e violenza nei confronti delle vittime. Indagine che ha preso il via a inizio 2023 a seguito di una rapina commessa il 16 gennaio in un supermercato a Torri di Mostro. Vediamo le immagini, si riferiscono a questo episodio, anche dove il responsabile di questo market è stato pestato brutalmente, anche con un bastone e un oggetto che somigliava a una pistola. Grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza, e questo è uno dei frame delle immagini di videosorveglianza, i carabinieri hanno intercettato dunque l'auto del 31enne di etnia Sinti e anche di tutta la banda che poi è stata sgominata. Persone che poi si è scoperto erano responsabili di numerosi furti su auto, alcuni dei quali in provincia di Treviso sfociate in violente rapine improprie. Il gruppo era solito colpire di sera, prendendo di mira i titolari di attività imprenditoriali, commerciali, per sottrarre l'incasso, o anche donne che riprendevano i figli a scuola. Non esitavano a sferrare pugni o colpire con oggetti contundenti le vittime che opponevano resistenza. In un caso è stata utilizzata, pensate, anche la punta di un trapano, mentre in un altro caso c'è stato un investimento di una vittima per assicurarsi la refurtiva e la fuga, quindi una vittima che è stata investita in auto per consentire la fuga. Questa banda di predoni è stata comunque sgominata, 2 arrestati e 2 denunciati dai carabinieri di Venezia, partendo dalla rapina di Torre di Mostro, ma con episodi anche nella Marca trevigiana. Torniamo a Treviso, un nuovo episodio di imbrattamenti di scritte Novax, questa volta però in un luogo ancora più delicato e fragile. Parliamo del cimitero di Santa Bona, tanta l'indignazione e il dolore di chi si è recato nel Camposanto questa mattina. Signora, cosa ne pensa? Maleducati, stupidi sono, vivi lì, ma cosa dicono? Chi sono questi qua che fanno queste cose? Novax, immagino. Maria Vergine, non hanno altre cose da pensare, che vanno dentro di una preghiera, a fare queste cose. Non so cosa dice la verità. Beh, lascia un po' basiti, Sì. Per quello, oh mamma mia. Io dico no comment. No comment perché veramente mi... Commenti che definiscono chiaramente il sentimento dei trevigiani davanti a queste azioni. Scritte rosse sulla parete nord del cimitero di Santa Bona fatte nella notte da ignoti che si sono firmati come Novax. E queste persone l'unico risultato che hanno ottenuto è quello di aver indignato tutti, al di là della posizione sui vaccini. Perché in democrazia, ha sottolineato l'assessore Sandro Zampese, giunto subito sul posto per rendersi conto dell'accaduto, ci sono ben altre forme di espressione che deturpare quello che per tutti è un luogo sacro perché dedicato alla memoria dei propri cari. Non ci sono parole per esprimere il disprezzo, il disgusto per atti vandalici di questo genere, per queste persone, questi criminali, questi animali che non solo
hanno imbrattato scuole, ponti, abbiamo appena finito di sistemare il sottopasso di via Sarpi che era imbrattato, ma adesso intaccano anche i luoghi sacri, i luoghi dove riposano i nostri cari, i nostri defunti. Quindi questa secondo me è una soglia che è stata oltrepassata, che porterà odio verso di loro. In tanti si sono indignati, in particolare per questa scritta legata ai bambini che qui sono sepolti. In particolare una mamma che pare dopo aver letto queste scritte sia scappata via piangendo. Ma è unanime la rabbia verso questi manifestanti Novax. Lei chi ha qua? Suocera e cognata. E vedere una roba di questo genere? Una vergogna. Sul fatto stanno indagando le forze dell'ordine che avrebbero già visionato le immagini delle telecamere private e pubbliche sparse in tutta l'area, ma anche pare quella di una fototrappola posizionata da alcuni appassionati per riprendere la presenza di scoiattoli sugli alberi attorno al cimitero. E se riusciamo a trovarli avranno una punizione esemplare, questo devono saperlo, questo non è una minaccia ma è una certezza. Quanto costerà alla collettività il ripristino già da oggi pomeriggio di questa facciata? Sommariamente penso sui 10.000 euro, sono soldi dei nostri cittadini che dobbiamo impegnare per coprire i vandalismi di questi animali. Restiamo a Treviso, c'è sempre l'emergenza freddo e legata ai posti letto. Più avanti, fra poco, sentiremo anche poi le previsioni che parlano anche di verso Capodanno davvero temperature in picchiata. C'è stato un nuovo sit-in dei migranti pakistani questa mattina, non davanti alla prefettura come l'ultima volta, ma direttamente davanti a Kasugana. Mi sono reso disponibile a coinvolgere le altre istituzioni, penso al prefetto innanzitutto, e poi magari proverò a sentire anche la diocesi per capire se c'è la disponibilità di altri spazi per far fronte a questa emergenza freddo. Noi come comune davvero stiamo già facendo il massimo e il rischio è quello di non avere risorse e spazi per poter dare un'ulteriore spinta a questa accoglienza. I giovani migranti pakistani questa volta hanno fatto il sit-in davanti alle porte del comune. Il freddo si sta facendo sentire, 3 ricoverati negli ultimi giorni. Il sindaco ha ricevuto la delegazione guidata dalle associazioni che li accompagnano, promettendo di farsi da tramite perché, ha ribadito, le risorse di Kasugana sono esaurite. Ho voluto sottolineare come il comune di Treviso sia tra gli enti più attivi da un punto di vista dell'accoglienza. Noi abbiamo attivato 110 posti, investiamo circa 750.000 euro all'anno, con un incremento importante quest'anno sia da un punto di vista di posti che da un punto di vista di risorse. Saranno quindi Caritas, Sant'Egidio e Prefettura a farsene carico. Nel frattempo Auser e Gente per Gente offrono quanto possono: vestiti, coperte, laboratori, orti solidali, vicinanza e anche un appartamento. Chiaro che qualcuno di loro lavora, ma non si può mantenere un lavoro se si dorme per strada. Cominciano a lavorare, ci sono anche delle belle professionalità e abbiamo richieste di lavoro. A Treviso si trova lavoro perché loro sanno fare molti mestieri, però non c'è tenuta nel lavoro se non si dorme in maniera adeguata. Dal 15 di settembre abbiamo trovato una casa in affitto da dei privati di Treviso che abbiamo conosciuto, che si sono fidati di noi. Abbiamo fatto con loro un contratto d'affitto e all'interno di questa casa ci sono 5 persone che lavorano. Mi permetto di rivolgere un appello a tanti privati della città di Treviso che magari hanno appartamenti chiusi e attraverso di noi referenti possiamo essere un ponte perché chi può dare un bene possa darlo attraverso di noi a questi ragazzi che hanno lavoro, che hanno dei soldi, che possono pagare un affitto, come è successo con Casa Giuditta, questa prima casa di cui parlava Giuliana. Personalmente mi auguro che in un futuro ci possa essere una programmazione per non doverci trovare il prossimo anno in queste stesse condizioni. Per tutti ha parlato Youssef Muhammad, che ringrazia tutti quelli che vorranno aiutare lui e i suoi compagni a non avere più freddo quest'inverno. Grazie per voi che aiutiamo, mi fa molto piacere per voi. Grazie, aspettiamo e speriamo a buon posto e anche a buon lavoro. Cambiamo decisamente argomento. Da mercoledì è entrata in vigore la legge approvata a novembre dal Parlamento sui femminicidi e sul tema la Camera Penale trevigiana ha promosso un incontro tra tutti gli avvocati del Foro di Treviso. Non sono mancate osservazioni critiche alla nuova norma.
La legge sui femminicidi è incostituzionale, discriminatoria e sancisce di fatto il ruolo di inferiorità delle donne nella società. Queste le considerazioni dell'avvocato Fabio Crea all'incontro organizzato dalla Camera Penale Trevigiana nel giorno in cui è entrato in vigore l'articolo 577 bis del Codice Penale, approvato sull'onda del caso di Giulia Cecchettin. Incostituzionale perché, tutelando solo le donne, andrebbe in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, che sancisce come tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso. Sostanzialmente la nuova legge discriminerebbe i maschi, ribadendo peraltro il ruolo di inferiorità sociale delle donne. Le donne sono il sesso debole, donne necessitano di protezione, quindi è esattamente il contrario di quello che vorrebbe la legge, cioè il superamento di quello che è l'inferiorità della donna. Inoltre non vengono tutelate altre figure come i transgender, come coloro che non hanno completato la transizione ma che si considerano donne, identità di genere, come dice la Corte Costituzionale, o l'omicidio della persona in quanto omosessuale. Anche questa è una discriminazione di genere che la norma non tutela. A controbattere le tesi dell'avvocato Crea nel dibattito a Santa Caterina, la consigliere della Corte di Cassazione Paola Di Nicola Travaglini. Pensate che per la prima volta viene scritta la parola donna, la parola libertà, la parola autonomia all'interno del Codice Penale. Non possiamo più costruire un femminicidio come un delitto che avviene per ragioni di gelosia. Questo delitto viene commesso per ragioni di potere. È un delitto in cui un uomo non accetta che una donna sia libera, autonoma e abbia una propria indipendenza. Per l'avvocato Crea invece la legge sarebbe solo una risposta populista della politica. Per rispondere a quello che è un sentimento comune, che certamente è giusto, ma con uno strumento tecnico assolutamente sbagliato. Per la consigliere della Corte di Cassazione questo invece è un nuovo segnale di crescita del nostro ordinamento. Un altro passo avanti dopo il delitto d'onore e dopo il matrimonio riparatore. Abbiamo praticamente sovvertito un sistema che fino ad oggi ha punito più lievemente proprio i delitti che sono stati commessi nei confronti delle donne in quanto donne. Un tema complesso dunque e quindi inevitabilmente destinato a un confronto continuo nei tribunali tra giudici e avvocati. È fondamentale per quanto ci riguarda la pluralità delle voci, è importante sentire qual è l'approccio della magistratura e deve trovare armonia, per cui è necessario che gli avvocati si confrontino. Dibattito aperto, adesso noi andiamo invece a Monastier con lo sversamento di materiale inquinante in un canale e l'intervento dei Vigili del Fuoco. Materiale di provenienza in parte organica, in parte oleosa, forse scarti, forse scoli di cisterne, segatura, dice un passante, ma la realtà è che nemmeno i vigili del fuoco sono riusciti ad arrestare la massa che ha cominciato a scorrere lungo il canale Correggio a Monastier, una zona attraversata da case, campi e alcuni capannoni industriali. Stiamo vedendo l'ennesimo sversamento su un corso d'acqua che, a quanto si dice, dovrebbe essere a favore della natura o dei pesci, ma in realtà sono tutti canali che diventano dei scoli di risultanza di lavorazioni o di altre cose che non so più bene a cosa si riferisce. La situazione è questa, cioè c'è una spanna di acqua e una spanna di schiuma, praticamente tanta sporcizia e niente pesce. Inquinamento ambientale che non è nuovo da queste parti, anche a Rovarè sono stati segnalati episodi simili e in questo particolare canale, il Correggio, il problema si ripete da giorni. Un danno ambientale ma che va anche a detrimento umano. Il problema è che questo va a finire inconsapevolmente, forse la gente non se ne rende conto, ma quest'acqua viene adoperata per irrigare sia il foraggio che dopo viene dato a mangiare agli animali che dopo servono per l'alimentazione umana e sia per gli ortaggi, cioè qua c'è un inquinamento totale, cioè queste cose ce la troviamo nel piatto per quanto poco, senza togliere il discorso della vita del fiume. Il fiume è l'anno, cioè non è più fiume, il fiume è quello che è sul cartello scritto il nome del fiume, ma del fiume non ha più niente, non ha né storia né niente, cioè è diventato proprio uno scolo
ARPAV, Comune e Polizia Locale sono stati prontamente informati del fatto, ma al momento i responsabili restano ancora sconosciuti. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta il telegiornale di Treviso, la pagina della cultura e della musica con il ritorno del gran concerto di Capodanno al Teatro del Monaco. Per un musicista veneto come me non c'è nulla di più bello che iniziare il 2026 dirigendo l'orchestra della propria regione in un teatro del Monaco tutto esaurito, con un programma che sarà di festa ma anche di riflessione e di grande pathos, di trasporto e di danza. Il gran concerto di Capodanno va già verso il tutto esaurito e presenterà un programma che esalterà l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, ma anche il pubblico, pronto a celebrare il nuovo anno in musica tra valzer, arie d'opera e note di solidarietà. Ospiti il soprano Jessica Ricci e il tenore Gilles Munghia per una serata che intreccerà tradizione viennese e opera italiana. Siamo tra due colossi del Capodanno che sono un'ouverture di Verdi e il valzer sul bel Danubio blu di Strauss, e nel mezzo un'alternanza di arie d'opera con Verdi ancora, Puccini, Lehár e i valzer e le polche di Strauss che non possono mancare, e qualche elemento di novità e di sorpresa per divertire il pubblico. Un momento di festa che sarà aperto dal sindaco Mario Conte e sostenuto dall'amministrazione. Apriamo l'anno veramente con un concerto straordinario e che veramente getta le basi per un prossimo anno altrettanto frizzante come quello che è stato il 2025. Gli introiti della serata saranno devoluti al consultorio familiare UCIPEM di Treviso, che si occupa di offrire gratuitamente consulenze psicologiche individuali e di coppia, consulenze legali e servizi di mediazione familiare. Questo consultorio, che lavora da 55 anni in città, per la prima volta al teatro trova un momento di visione pubblica. Per chi non potrà assistere al concerto, l'evento sarà anche in tour appena dopo Natale a Cairano San Marco, Villorba, Schio, Vittorio Veneto, San Martino di Luperi, Oderzo, il 1 gennaio anche a Rovigo e il 2 a Castelfranco. E il prossimo anno novità in arrivo anche per l'orchestra, che aprirà a nuovi giovani in organico. Proprio all'inizio anno facciamo le audizioni per giovani dai 18 ai 32 che abbiano residenza in Veneto, abbiano studiato nei conservatori veneti, che ricordo sono 7, e devono avere, diciamo, il primo diploma triennale di primo livello. Una volta stilata la graduatoria rimpolperanno, diciamo, l'orchestra per il 2026-27 per tutte queste nuove produzioni che dobbiamo fare. Ma prima del gran concerto di Capodanno, e già domenica sera c'è un altro grande appuntamento con la musica al Tempio di San Nicolò. Quest'anno, per festeggiare insieme il Natale, torno nella mia città di Treviso per un concerto che unisce orchestra e un coro di 70 voci bianche. Canteremo insieme le più celebri canzoni natalizie che sono sicuro vi faranno emozionare. È un ritorno alle origini, ma anche ai classici, quello di Fabio Sartori, tenore trevigiano di fama internazionale. Sarà lui il principale protagonista del grande concerto di Natale trevigiano che si terrà domenica 21 dicembre alle 20:45 al Tempio di San Nicolò, appuntamento clou dell'autunno musicale ideato da Musicantus in collaborazione con il Comune di Treviso, Provincia, Regione, Ministero, Rete Eventi e il sostegno di Banca Prealpi San Biagio. Una serata che regaliamo alla città il 21 di dicembre per il Natale, e quindi rappresenta una banca locale, cittadina, che vuole essere un dono per tutta la comunità. Accanto a Fabio Sartori, altri grandi nomi della musica veneta, tutti insieme con i brani più celebri del Natale. Orchestrati dal trevigiano Marco Fedardo, assieme all'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, il coro di voci bianche dell'Associazione Manzato del Teatro Sociale di Rovigo, diretti da maestro Bruno Nicoli. Un programma che omaggia e richiama quelli che furono i grandi concerti natalizi di Luciano Pavarotti e dei Tre Tenori. Di un percorso culturale che coinvolge tutta la città ha parlato l'assessore comunale Maria Teresa De Gregorio, un evento aperto a tutti, l'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Ti aspetto il 21 dicembre al Tempio di San Nicolò a Treviso. Ciao! Lo sport, dopo la parentesi vittoriosa in Challenge Cup, ritorna allo United Rugby Championship e per il Benettone tempo di derby con le zebre domani.
Concludiamo questa prima parte di Challenge Cup con 2 vittorie secondo me molto importanti che danno al gruppo molta confidenza, soprattutto in previsione dei derby che abbiamo adesso davanti. Hanno portato energia, ottimismo e indicazioni importanti a livello di gioco le 2 vittorie in Coppa conquistate dai Leoni del Benetton, la prima in Sudafrica contro i Lions, la seconda a Monigo contro i francesi del Perpignan. Si torna a puntare l'attenzione sul campionato. Domani, proprio a Monigo, arrivano le zebre per il primo dei 2 derby natalizi, sfide in cui determinante sarà non solo l'aspetto fisico ma anche psicologico e mettere in pratica gli insegnamenti arrivati nelle ultime settimane dal campo. Sono partite molto importanti per noi e anche per loro, saranno molto combattute perché quest'anno penso che le zebre abbiano fatto vedere una progressione molto positiva. Partite che sicuramente sentiamo diverse dalle altre perché comunque giochiamo contro i ragazzi che vediamo in nazionale nelle 6 nazioni o nelle finestre estive di novembre e conosciamo molto bene i giocatori che ci sono, le qualità che hanno, però penso che noi dovremo comunque rimanere focalizzati sul nostro lavoro. La prima sarà una partita in casa e sarà importante regalare una giornata speciale ai tifosi e poi insomma da lì andare a Parma insomma fare un'altra grande prestazione. L'emergenza freddo di cui abbiamo parlato precedentemente nel telegiornale si acuirà, lo dicevamo, verso la fase di Capodanno con una temperatura in-picchiata, ce lo dice come ogni venerdì il nostro meteorologo, il generale Giancarlo Iannicelli, partendo però da che tempo farà nel fine settimana. Un residuo di alta pressione su di noi garantirà i prossimi 2 giorni di tempo stabile, però sapete che l'alta pressione permanendo così a lungo favorisce, oltre che a un maggiore inquinamento, un aumento dell'umidità nei bassi strati, quindi si forma la nebbia, si formano le foschie che rendono invisibile il cielo, quindi rendono vane queste situazioni di bel tempo. Vedete però ad ovest sulla carta del tempo, già sulle Alpi occidentali, un sistema perturbato, ne seguiranno altri che per ora sono bloccati e saranno bloccati per il fine settimana dalla presenza dell'alta pressione su di noi. Poi da lunedì sera l'alta pressione cederà, sistemi perturbati si porteranno su di noi e sarà brutto tempo, sempre più diffuso, con precipitazioni che poi tenderanno ad essere intermittenti per Natale. Comunque in parte da quelle che sono le notizie attuali sarà rovinato il Natale e anche il Santo Stefano. C'è da dire subito che poi diciamo andando avanti avremo dei rasserenamenti, il tempo sereno veramente a ridosso di fine anno e per Capodanno, però avremo delle temperature che precipiteranno verso il basso, si prevedono dai 5 ai 7 gradi sotto lo zero, ecco, per dirla in soldoni. Intanto i venti sui prossimi 2 giorni saranno deboli, direzione variabile, temperature per ora si mantengono alte e si manterranno alte fino a Natale, minime 5-6 gradi sopra lo zero, le massime intorno ai 11-12 gradi. L'Alta di Adige è previsto quasi calmo, poco mosso. Buon Natale a tutti. E adesso noi andiamo nel Bellunese. Ripartiamo dal caso Nevegal di questi giorni, un caso che è arrivato e irrompe in Consiglio Comunale. Il nostro sindaco ha avuto un secondo intervento ieri, determinato questa notte alle 1:30, che era stato messo in una sala di, diciamo, di eliminazione ed è uscito circa mezz'ora fa, perciò adesso è in reparto. Ha superato anche il secondo intervento il sindaco di Belluno, assente da qualche settimana da Palazzo Rosso per 2 operazioni programmate. La comunicazione l'ha data ufficialmente il vice sindaco Paolo Gamba all'avvio di un consiglio comunale che ha riservato un inizio scoppiettante. Su 4 domande di attualità presentate dai consiglieri, 2 sono state giudicate inammissibili. La prima, sul mancato funzionamento della pista sintetica sul Nevegal, è stata presentata dal Patto per Belluno, che ha domandato se ci fossero notizie sul suo utilizzo almeno per le festività natalizie. Domanda inevasa e d'altra parte sarebbe stato impossibile fornire risposte sulla stagione invernale, il cui avvio, stando agli annunci, era atteso per il 20 dicembre. Le bizze del tempo e gli inghippi burocratici al momento impongono uno stop forzato alla Dolomiti Ski Line, che ha ricevuto il nulla osta da Ansfisa, pur se devono essere coperte ancora tutte le caselle delle figure tecniche obbligatorie per legge. Quanto alla sciovia delle Erte, le integrazioni
sono arrivate via PEC appena prima della mezzanotte dell'ultimo giorno utile, il 17 dicembre, ma ancora una volta non rispondono appieno a quanto richiesto dalle norme vigenti in Veneto, sicché il clima, e non solo quello meteorologico, resta offuscato. Bollente invece il confronto-scontro fra il capogruppo di Forza Italia Francesco La Grua e il presidente del Consiglio Comunale Luciano Bassi. Ad originarlo la dichiarazione di inammissibilità di quest'ultimo alla domanda di attualità sul problema emerso al ricevimento della reprimenda della Corte dei Conti. La Grua ha replicato, Bassi lo ha interrotto, i toni si sono alzati. Io le chiedo se vuole trasformare questa domanda di attualità in un'interrogazione, in un intervento. Sa che lei non è capace di interrompere con le persone perché interrompe le persone. Lei mi deve interrompere con un altro sistema, non salendomi con la sua voce. Ma non sto salendo. Come no? Stavo concludendo il discorso per dirle. Mi dia il tempo per concludere quanto tempo ho per concludere. No, lei ha fatto che non stiamo facendo una discussione, semplicemente io le ho concludere. Presidente, quanto tempo ho per concludere? Non ha nessun tempo, non è neanche previsto nel regolamento. Chiarezza invece è stata fatta sul ricorso al TAR presentato da Bi Reti Gas, seconda arrivata all'arcinota gara del gas, e sui ripetuti episodi di blackout che da qualche settimana interessano la parte sud del centro storico di Belluno. Il problema sarebbe stato individuato in un guasto o un interruttore differenziale che Edison dovrebbe riparare a breve. Un accordo siglato per sostenere i commercianti del centro e favorire l'avvio di nuove attività economiche accade a Feltre. Agevolare la comunicazione tra attività economiche, associazioni di categoria ed enti pubblici per aiutare i commercianti a districarsi nel dedalo di vincoli normativi e procedure burocratiche che spesso disincentivano tanto la prosecuzione quanto l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali. È un accordo sperimentale della durata di 3 anni, quello firmato a Feltre da Comune, Camera di Commercio di Treviso Belluno, ULS 1, Appia CNA, Confartigianato e Confcommercio, che assieme promettono una nuova sinergia di intenti e vicendevole supporto nell'ottica di favorire la rivitalizzazione del commercio nel centro storico. Fondamentale questo accordo per agevolare il cittadino che si trova delle norme sempre esistenti e un po' vincolanti per accelerare i processi anche di attivazione eventualmente di una nuova attività. L'istituzione di tavoli permanenti e la creazione di un canale di comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti servirà a rendere più concreto il supporto al commerciante, con particolare riferimento alle imprese di vicinato, vittima della concorrenza spietata delle grandi catene e dei giganti del web. Si tratta di un raggiungimento di un obiettivo che è quello del dialogo con il territorio. In secondo luogo è un accordo che concretizza azioni comuni per la vitalizzazione non solo del centro storico ma di tutto il territorio nel suo complesso, anche nelle frazioni. Un nuovo fronte comune in grado di rappresentare esigenze e istanze degli operatori commerciali del territorio ai tavoli della politica sovracomunale. Che cosa significa avere un accordo all'interno di un tavolo? Significa andare forti di una posizione comune anche presso altri enti, ad esempio la Regione, al fine di poter addivenire eventualmente quello che può essere o uno snellimento o una facilitazione nell'attivazione di procedure di tipo burocratico. Siamo al tuo presepe, questa sera vediamo le natività realizzate e poi inviate con dei video di Daniele Gai di Cordignano, Dino Casanova di San Biagio di Callalta, Sandrina Marini con Nicola e Sara da Spercenigo di San Biagio di Callalta e il presepe allestito alla scuola d'infanzia di Saletto di Breda di Piave. Dopo i vostri presepi, l'appuntamento con Marco Goldin, come ogni venerdì ci spiega uno dei capolavori della mostra da Picasso a Van Gogh che sta avendo un grandissimo successo a Santa Caterina, e poi il meteo. Arrivederci.